Una notte di pazzia, direi più di una ormai, nel senso che questa notte è accaduto appunto queste scritte, questi atti vandalici, hanno staccato addirittura la corrente del municipio e anche quindi il riscaldamento con l'interruzione addirittura del servizio pubblico di questa mattina, con gente che doveva presentarsi qui a fare le carte d'identità e tutti i servizi pubblici necessari, ma 2 notti fa addirittura hanno incendiato con delle plastiche un compattatore, cassette delle lettere in alcune vie del nostro territorio, insomma atti vandalici veramente molto gravi. Il comune di Cadoneghe e il sindaco Marco Schiesaro nel mirino di atti vandalici e di minacce. L'ultimo episodio è stato scoperto quando i dipendenti comunali sono arrivati in ufficio dopo il fine settimana e hanno trovato l'edificio freddo, senza luce e senza internet. Non riuscendo ad aprirlo, questo cosa ha fatto? Ha spaccato questi due blocchi qua, quindi questo è lo sgancio del comune e lo sgancio del fotovoltaico. Cosa ha fatto? Ha dato un pugno, questa è nuova, è stata appena sostituita, ha dato un pugno qua, quando tu dai un pugno, vedi ha provato a... e questo è andato male, invece questo qui gli ha dato un pugno, questo scatta, scattando fa saltare tutto l'impianto del comune. Il colpevole è una donna ripresa anche dalle telecamere di videosorveglianza che la immortalano anche quando rivendica il suo gesto imbrattando la sagoma del Leone di San Marco sotto i portici della sede comunale. Che c'è stata una rivendicazione, ha mandato addirittura un audio dicendo che sono stata io a fare questo, questo e questo, quindi non è che ci sono tanti dubbi. Qui sono degli strascichi di iniziative che abbiamo portato avanti nel corso degli anni sullo sgombero dei campi rom abusivi e anche sull'abbattimento di fabbricati abusivi e in uno di questi fabbricati dimorava lei insieme ad altre persone non diciamo anche clandestine, non regolari. Sono tornata, game over, bisogna chiudere dei conti. Queste le scritte legate allo sgombero di un campo nomadi voluto dal primo cittadino. Questo invece il video ripreso da un residente del rogo di un'isola ecologica in via Leopardi sabato sera. Nella stessa notte sono state incendiate anche delle cassette delle lettere e le foglie davanti ad un bar. Tutto rivendicato in una chat di WhatsApp con un messaggio vocale. Non ho mai avuto paura neanche nei momenti più complessi, bisogna sicuramente stare attenti, però io quello che sostengo è che bisogna aiutare chi sui territori cerca di lavorare e di portare avanti la legalità.